CGIL, CISL, UIL e Confindustria Sicilia sono tornati insieme in piazza per sollecitare il riordino del settore dei rifiuti. Alcune centinaia di manifestanti si sono radunati davanti Palazzo dei Normanni per chiedere al Parlamento e alla Regione di attuare la riforma degli ATO, ma anche di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema, dato che le società d'ambito sono gravate da oltre 1 miliardo di euro di debiti. Al sit-in hanno partecipato lavoratori provenienti da tutte le province dell'isola per chiedere di inserire nella legge di liquidazione degli ATO misure che garantiscano nella fase di transizione il mantenimento di attuali livelli occupazionali e lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese. A rischio, denunciano anche i sindacati e imprenditori, non ci sono solo gli stipendi, ma anche la tenuta del sistema. Per il segretario della CGIL siciliana Mariella Maggio bisogna subito porre fine al commissariamento e partire con la riforma per rilanciare un sistema che ha prodotto solo debiti. Siamo in una condizione di difficoltà dal punto di vista economico che nega alle imprese l'esigibilità dei loro crediti, che a loro volta determinerà sicuramente la mancata esigibilità delle retribuzioni. Bisogna intervenire subito, altrimenti le banche non daranno più credito alle aziende e avremo i rifiuti in mezzo alla strada e le persone licenziate. Il sistema è al collasso e non può oltremodo aspettare che diritti vengano riconosciuti. Stiamo parlando di somme per le quali le imprese hanno anche pagato le imposte e i tributi allo Stato.